Il problema è stato che il generale è morto al primo colpo della prima catapulta, cioè della prima balista. Cioè la prima pietra è arrivata in testa al generale, gli ha rotto l'elmo, è caduto a terra ed è morto. GGVP. Sicuramente è stato un colpo di sfortuna. Cioè neanche io, che ho utilizzato tantissime volte le baliste con gli iceni, mi è capitata una cosa del genere. Allora, intanto la nostra maledetta continua a darci fastidio. In Macedonia ancora la popolazione cresce. Vediamo se da questa parte possiamo finalmente levarcela dalle scatole. Proviamo, dai, con 525. Avanti, amica mia. Invece di ostacolarla, un po' di percentuale. Ah, ha disertato finalmente. Dopo 50 anni. Sì, no, sì, no, sì, no. Finalmente ha detto sì. Benissimo. Intanto da questa parte, la nostra nobildonna, 50 anni, 55. Vediamo un po'. Da questa parte, vediamo 12 di movimento sulla mappa, amministrazione fiscale e economia migliorata. Ok, allora ragazzi, io volevo anche stringere rapporti con questa Bitinia. Sì che siamo neutrali, però davvero mi farebbe comodo il vostro aiuto, ragazzi. Allora, un accordo commerciale. Attenzione. Vediamo se possiamo anche pagarli. Magari un pagamento, mi avete detto 200 monetine. Che cosa dite? Non vi va 200 monetine? Aumentiamo la busta paga? Attenzione, offerta di pagamento 300 monetine. Maledizione. Proviamo 200 perché questi qua ci fregano i soldi, ragazzi. Vabbè, ma mettiamo 350, 300, dai, attenzione, ancora rifiutano la nostra offerta, proprio dannati, vi facciamo schifo? Non lo so, siamo così orrendi? Mamma mia, il grande Alessandro Magno una volta vi aveva conquistato, vi aveva dato da mangiare, invece ora no, voi, dall'altra parte. Vediamo un pochettino. Sparta avete detto che era in guerra con qualcun altro. Attenzione, Sparta è in guerra con i Geti. Attenzione, combattiamo lo stesso nemico e stiamo, come dire, attraversando un periodo di neutralità. Quindi, vediamo un pochettino. Patto di non aggressione. Oh, Sparta, attenzione. E possiamo anche dire qualche altra cosa, forse. No, transito militare, no. Questo è un momento importante. Offrì pagamento di 400 monete. Attenzione, un patto di non aggressione con Sparta. Hanno accettato la nostra offerta. Abbiamo incementato i rapporti. 23 amichevole, ragazzi. Questa è stata una grande vittoria. Abbiamo conservato la nostra faccia e il nostro sederino. Ci avrebbero distrutto. È un patto di non aggressione fondamentale, ragazzi. Qua devo salvare anche la partita. Scusate un attimo, ragazzi, ho salvato la partita perché è stato un evento memorabile. Abbiamo condiviso lo stesso nemico qua a nord. Sicuramente avere 20 punti, quant'è? 23 punti in positivo. Quindi trattati con Sparta, azioni della gente contro i Geti, guerra con i Geti, trattati interrotti con i tribali, con Atene. Quindi sicuramente 63 punti contro l'avversione culturale, i trattati con i tribali, interrotti con Sparta. Quindi davvero stiamo andando bene. Allora, con Sparta stiamo andando davvero molto ma molto bene. Allora, addirittura cioè va, è molto meglio avere sicuramente una faccina positiva in verde 23 che una faccina rossa. Quindi sicuramente siamo a posto, ragazzi. Possiamo magari nei prossimi anni anche creare accordi commerciali. Speriamo bene, ragazzi, perché Sparta è fedele. Quindi se noi ci siamo lanciati verso il patto di non aggressione, Molotov-Ribbentrop, loro sicuramente condurranno a termine questa amicizia, perché non è che sono come Atene. Vediamo Atene. Atene sicuramente è inaffidabile, quindi attenzione. Possiamo stare tranquilli, credo. Va bene, allora, qua cosa sta succedendo? Stiamo reintegrando. Qui pure abbiamo dei soldi pronti. Va bene, stiamo ricercando l'assedio. Missioni ne abbiamo attive, vediamo un po'. Va bene, vittoria militare. Qui si trovano i dettagli sugli obiettivi. Sì. Vediamo. Vabbè, l'Epiro ormai, addio. Vediamo un po'. Va bene, ragazzi, non credo che possiamo fare altro. Va bene, nei prossimi anni adesso ci concentreremo. Allora, mi avete detto, conquista questa città e pensa alla tua economia. Però io almeno aspetterei altri 2 turni, farei reintegrare un po' tutto. Vediamo un po' il nostro generale, rendiamolo sempre più abile. Movimento nella nostra campagna, 34 anni, molto giovane. Allora, ragazzi, passiamo il turno. Mamma mia, avete visto, ragazzi, eventi positivi oggi. Speriamo che la Vermidi abbia registrato tutto e non faccia come al solito stupidaggini, altrimenti quello che gli aspetta è un bel colpo di martello dritto dove c'è il cerchietto, perché davvero mi sta facendo impazzire. Sparta, nostra Sparta amica. Che bello, finalmente avere le spalle coperte. Possiamo rilanciare il popolo ellenico. Speriamo, ragazzi, attenzione. Ehi, attenzione. Che succede? Ci hanno attaccato. No, dovevo fortificare anche quell'esercito. Me lo sono dimenticato, maledizione. Allora, ragazzi, che cosa possiamo fare? Innanzitutto, vediamo un po'.
Mhm. Allora, se io mi ritiro, gli avversari sicuramente possono avanzare e farmi a pezzi, quindi dobbiamo combattere. Abbiamo 1700 unità circa contro 1700, però attenzione che loro sono sicuramente molto più integrati di noi, le nostre unità sono ancora traballanti dall'ultima battaglia, dobbiamo combatterla. Però ragazzi stiamo tranquilli che Sparta non ci girerà le spalle, e possiamo stare tranquilli perché sicuramente i Geti hanno paura, si ritrovano anche contro Sparta, però purtroppo abbiamo i nostri fuochi di Efesto che devono arrivare dall'altra parte del mondo, il deserto di Sale. Deve essere la stessa battaglia, lo stesso paesaggio di prima. Va bene, allora, come al solito, gli alleati... No, gli alleati arriveranno da quella parte. Lo sbarco degli alleati. Con queste unità... ma come da quella parte? Maledizione. Ma da un altro punto un po' più intelligente? No, ragazzi. Cioè, dico, da questo punto così ostico... Va bene, mettiamoci qui, mamma mia, e aspettiamoli perché sennò ci smeltano proprio, ragazzi, ci sciottano. Vediamo di stare un pochettino più indietro. Queste unità qui. Il nostro generale portatore di scudo, perfetto. Allora, abbiamo detto i picchieri, vediamo di metterli in prima linea con queste unità che abbiamo disponibili, questi pochi gatti disponibili, qualche fromboliere appunto nelle retrovie, eccolo messo appunto così. Perfetto, e le nostre cavallerie cittadine nelle retrovie qua. Bene, questo esercito formerà un unico gruppo, quindi abbiamo delle unità con picca davanti, anche delle unità con scudo. Benissimo. Allora, le cavallerie pronte, ragazzi, iniziamo la battaglia, anche se è un pochettino strana. Allora, queste unità le portiamo immediatamente da questa parte. Oddio, questi ci falciano, ragazzi, vediamo di metterci qui. Perfetto. Abbiamo delle unità che stanno... Ah, il nostro esercito principale. Avanti, ragazzi, veloci, veloci, e questi ci distruggono. I nostri rinforzi sono arrivati. Amico mio, eccoci arrivati. Allora, mettiamo la nostra modalità. Ecco, facciamoli arrivare tutti e poi la modalità rallentamento per organizzare un po' tutto. Perché quando ci sono questi eserciti così grandi, ragazzi... Appena lanciato un'altra cannonata e mi uccidete il generale, ragazzi, entro nella cartella di Rom 2 e vi elimino, proprio vi cancello. I Geti eliminati da Rom 2. Allora, le nostre baliste pronte, utilizziamo le vostre armi appunto contro di voi. Altri uomini, che già avete il morale giallo, ragazzi, non mi fate spaventare, Ok. Eccoci arrivati. Allora, ragazzi, modalità rallentamento. Vediamo un pochettino, le nostre baliste ricopriranno qui la prima linea. Ok, iniziamo a sparare già da subito. Poi, le nostre unità con picca, eccole qua, da questa parte, ricopriranno la prima linea in compagnia dei nostri grandi... uomini d'attacco, il generale compreso. Anzi, il generale non credo che esista perché è morto. Però queste altre unità nelle retrovie, unità d'attacco da questa parte. Ecco, così ragazzi non so organizzarlo l'esercito, mi confondo un po'. Attenzione, intanto parte la prima palla di cannone contro le nostre unità che stanno ferme. Attenzione, arriva, vediamo a chi prende, vediamo a chi prende. Il nostro generale è sotto attacco. Di nuovo? Di nuovo? Dov'è il nostro generale? Ancora? Ancora rompono le scatole. Il generale... Non mi dite, che rompete così tanto le scatole fino a questo punto. Attenzione, velocizziamo il passo. Attenzione, arriva un'altra bella miccia esplosiva contro il nostro generale. Oh, meno male, almeno è morto solo un piccolo contadino. Ancora, maledizione. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Le nostre baliste sono pronte. Il fuoco, ragazzi, contro di voi. Ragazzi, arriva la portata fino a qua sotto. Perfetto. Allora, vediamo di lanciare il fuoco sul centro, da questa parte e da quest'altra. E noi, ragazzi, pronti ad avanzare con tutto questo esercitone che abbiamo qua sotto. Quindi abbiamo detto, queste unità, in generale no, 1, 2, 3, 4 e 5 in prima linea. Eccola qua, vediamo se me la ricordo a mente. 1, 2, 3, 4, queste in seconda linea. Questa, una qua e una qua. I frombolieri 1, 2, 3, 4 qua dietro. Le nostre baliste stanno già facendo fuoco esplosivo. Perfetto. Questo maledetto, tutte e due. Questo maledetto. Ecco, se ne scappa il maledetto, Avanzate e fatelo fuori. Ok. Vediamo di procedere con queste nostre belle unità. Tanto la cavalleria la portiamo da quella parte. Avanti, ragazzi, con queste baliste però, Dove sono? Avanti, spingiamole. E iniziamo a dare fastidio. Qui. Ok, il nostro esercito credo che si sta posizionando. Ci siamo? Ci siamo? Avanti che ci stanno distruggendo.
Allora, siamo pronti? Partiamo. Baliste, fuoco. Altro esercito secondario da questa parte. Generale con noi. Partono cannonate. Mamma mia, arrivano dall'altra parte. Vediamo un po' dove siamo. Eccoci qua, vediamo se possiamo colpire il centro. Perché le nostre baliste non hanno la portata necessaria. Quelle dell'avversario, sempre sì. Maledizione. Piano, eh. Dov'è il generale? Ah. I nostri uomini vacillano. Un'intera unità è stata sbaragliata. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso.
stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Il nostro generale è morto. Eccoci. Ovvio. Quello nemico sempre saldo, seduto sulla sedia, pronto a darci fastidio. Il generale nemico Ok. è morto. Maledizione, sono più forti loro, con tutte ste frecce. Non riusciamo ad ucciderglieli proprio. Guardate un po' quanti frombolieri che abbiamo noi. I loro frombolieri non cadono, non cadono. Un'intera unità è stata sbaragliata. Niente ragazzi, i nostri uomini stanno crollando proprio. Non riescono a combattere, guardate un po'. Niente, cadono davanti agli occhi dei frombolieri nemici. Proprio non capisco, date un'occhiata. Abbiamo catapulte che stanno lanciando cannonate a vuoto da un'ora. Maledizione. Abbiamo tutti questi frombolieri che stanno cercando di eliminare le truppe nemiche, ma non riescono proprio cioè lanciano le pietre a terra, maledizione. Non riescono a farsi vedere. Vediamo un po' le nostre unità che stanno combattendo in maniera ardua. Poi, cioè, gli avversari lanciano le frecce poi anche al di sopra dei loro soldati. Devo fare i guerrieri agriani con ascia, non c'è dubbio. Perché i frombolieri lanciano delle pietre ma non sono precise. Sono sicuramente imprecise al massimo. Date un'occhiata, ecco che partono. Ecco, dobbiamo fare sicuramente i guerrieri agriani con ascia, ragazzi. Ecco, non c'è dubbio. In questi casi avrebbero vinto sicuramente il contatto. Guardate un pochettino quante pietre che partono e guardate quanti uomini che cadono a terra. Proprio sono... Su 120 pietre potrà cadere un uomo a terra. Quindi dobbiamo cambiare nettamente strategia d'attacco con gli schermagliatori. Qui come va? Purtroppo non credo che possiamo farcela. Vediamo un po' qui. Certo, i nostri uomini stanno scappando. Non riescono più a tenere gli avversari, perché anche i nostri schermagliatori sono inefficienti. Potete vedere, i frombolieri hanno ucciso 4 uomini, 37-45. Se guardiamo gli avversari si nota certamente che hanno un attacco migliore da lontano. Ecco, appunto, dobbiamo reclutarli. Attenzione, intanto i nostri uomini qua stanno cercando di fare del loro meglio, ma verranno a breve sbaragliati, anche se stanno cercando di reggere con grande onore. I nostri frombolieri ormai hanno esaurito tutte le munizioni. Vediamo un po' qui. Sono quasi al termine, credo. Ok, niente, gli avversari purtroppo, ragazzi, sono riusciti ad avere la meglio. Abbiamo combattuto anche noi molto ma molto bene. Purtroppo non siamo riusciti ad avere la meglio, perché appunto le nostre unità di schermagliatori non erano molto abili. Vedete, gli schermagliatori daci sono sicuramente molto più abili. Bene, va bene, non è importante, perché abbiamo distrutto anche un buon numero di unità avversarie. Date un'occhiata, ne abbiamo distrutte parecchie. Sicuramente anche le nostre baliste, però davvero sono andate un pochettino a desiderare. 80-81 uomini uccisi. Quando gli avversari sparavano con le loro baliste ne hanno ammazzati 400. Cioè, veramente. E adesso vediamo di chiamare la ritirata, ragazzi. Andiamo via, perché dobbiamo salvare il salvabile, anche le nostre baliste.
Vediamo di andarcene, portiamocele via dalla battaglia. E purtroppo ragazzi non siamo riusciti a vincere, abbiamo lasciato davvero tanti nemici. Eccoli qua. Davvero tanti schermagliatori più che altro. Potete vedere tante truppe armate con arco. Invece i nostri a livello di soldati come dire, con spada, corpo a corpo, abbiamo lasciato esclusivamente il generale che cerca appunto di avanzare. Eccolo qui. Però probabilmente le nostre unità cercheranno di eliminarlo come meglio possono, visto che ancora ci sono sul campo di battaglia. Vediamo di tirare un paio di freccioline. Eccolo qua, i nobili con spada. Ecco, potete vedere ne cade uno su 120 colpi. Guardate un pochettino. Ecco, vedete un pochettino. Dobbiamo sicuramente rinforzare questo apparato, perché se avessimo avuto degli schermagliatori migliori avremmo vinto la battaglia. Non possiamo continuare ancora con i frombolieri, sono pressoché inutili. Quindi dobbiamo cambiare nettamente questa strategia. Ecco, potete vedere sicuramente ancora 74. Bene, su tutti questi colpi sicuramente doveva caderne qualcuno in più. Va bene ragazzi, non importa. Adesso cercheremo di formare anche un altro esercito per evitare l'invasione. Ma non credo che ardua vittoria nemica. Quante truppe hanno perso? Ecco, ne hanno perse 1100 su 1700, quindi gliene rimangono 600. Noi ne abbiamo perse un po' di più, però eravamo anche di più noi. Però sicuramente ragazzi avete visto l'inefficacia dei nostri uomini. Però sicuramente potete notare che ci rimangono 300 uomini circa. Quindi raggruppandoli bene possiamo rifugiarci dentro un bel castello. Ok, ecco, siamo riusciti a scappare. Va bene, sconfitta onorevole. Ok, schierati, persi, va bene. Ci hanno catturato 151 uomini, però non importa. Attenzione che ancora continuano a rompere le scatole. Purtroppo in una foresta del genere dobbiamo per forza combattere. Una sconfitta decisiva. E il nostro personaggio cade al tappeto, purtroppo. È una nobile fine per il nostro grande generale. Va bene. Adesso dobbiamo necessariamente formare un altro esercito per evitare appunto l'invasione nemica. Adesso vediamo se Sparta anche gli dà una bella legnata. Allora ragazzi, una morte onorevole per i nostri generali che sono caduti nel campo di battaglia. Reclutiamo 2 nuovi portatori di scudo, uno da questa parte. Allora, vediamo un pochettino cosa succede. Allora, stiamo cercando di combattere. Vediamo un po'. Allora, qui a Pulpudeva vediamo con questi soldi di creare delle nuove forze sotto un nuovo generale. Eccolo qua. Vediamo di creare un nuovo esercito. Benissimo. Ecco qua, questa volta Pezzeri. Perfetto. Allora, reclutiamo ragazzi. Innanzitutto Opliti, un'unità, 2 unità, 2 guerrieri a grani con ascia. E la cavalleria sarissa non mi piace. La cavalleria cittadina è migliore. E inoltre milizia oplitica per adesso no. Ok, da questa parte questo esercito è ancora vivo. Vediamo di rifugiarlo con marcia forzata. Siamo ancora bloccati qui. Vediamo di scappare magari verso Sparta, visto che Sparta a quanto pare è leggermente in vantaggio. Questo esercito è pronto a difenderci. Le nostre spie avanzeranno da questa parte. Tanto la nostra amica curerà i nostri affari. Questa la portiamo da questa parte. Sovversione militare. Vediamo se possiamo più che altro assassinare il generale con un bel massacro. Vai amica mia. Eccola che procede. Vediamo se riusciamo a buttarla al tappeto. Nemico assassinato, perfetto. Vattene a quel paese. Benissimo. E ad Osseos, vediamo un po', un altro esercito non possiamo farlo. La tradizione precedente non possiamo neanche applicarla. Però la nostra grande amica possiamo conferirgli un aiutante. Astuzia e sicuramente assalta pattuglia. Addestramento militare, perfetto, potrebbe essere utile. Quindi questa addestrerà le nostre unità. Benissimo, il nostro amico è laggiù. Da questa parte come sta andando invece? Qui potrebbe andare meglio. Allora, creeremo un altro esercito qui ragazzi. Questo esercito vediamo di portarlo lontano dalla cittadina nemica, magari al confine con Sparta. Con Sparta come sta andando? I rapporti sono amichevoli. Vediamo di fare qualche altra cosa se possiamo. Pagamento, transito, addirittura moderato, quindi attenzione. Bene ragazzi, credo che è arrivato il momento di concludere il gameplay. Non vorrei fare errori, però ce la stiamo cavando discretamente. L'ultima battaglia la dovevo vincere, però ragazzi non si può ovviamente ottenere tutto. Ho cercato di dare il massimo. Questo accampamento sta reggendo, non so come, ma regge davvero bene per la presenza di queste unità. Danno proiettili 38. Date un'occhiata ai nostri frombolieri, davvero facevano ridere i polli con il loro attacco. Comunque ragazzi, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay e vediamo un po' quello che possiamo fare. Ciao a tutti.